Prima da cittadina, poi da prima cittadina, Viviana Fusaro ha sempre coltivato la sua passione per il palio. L'anno scorso vi partecipò a pochi giorni dal suo insediamento. Quest'anno lo farà per la seconda volta da sindaco. Io l'ho vissuto già molto bene l'anno scorso perché da cittadina ho sempre partecipato, che è una manifestazione di una assoluta rilevanza, rievocazione storica, rivisitazione di tutti i quartieri, partecipazione di tutti i cittadini, movimenti in città di turisti, quindi insomma è una manifestazione particolarmente importante per Feltre. Se da cittadina non aveva mai preso parte alla rievocazione storica, Viviana Fusaro nel suo ruolo pubblico quest'anno invece indosserà nuovamente uno degli abiti dell'ente palio. Da sindaco ho partecipato così come era previsto, con il costume storico. Quindi in costume. In costume. Sono i costumi che insomma vedono magari più adatti a me, non c'è una specificità del costume insomma per il ruolo che ricopro. Ci anticipa il colore del costume? Il colore dovrebbe essere sul blu. Costumi che sono uno degli aspetti più spettacolari tra quelli che la nostra emittente farà vedere nel corso della diretta prevista per domenica 6 agosto, in cui si vedrà quanto il palio sia diventato importante, non solo per la promozione della città che lo ospita, ma anche per tutto il circondario. Noi sappiamo che adesso il nostro palio attira veramente persone non solo dal Triveneto ma anche da altre regioni perché ha assunto davvero delle caratteristiche a livello nazionale e quindi vediamo tantissimo movimento e tantissima partecipazione dei turisti, non soltanto agli eventi del palio ma colgono magari l'occasione per fermarsi qualche giorno in più a Feltre, vedere, visitare il circondario, la cittadella, quindi è importantissimo.